Chi ha commesso il reato e oggi si trova agli arresti domiciliari, qualora crei una sorta di turbamento psichico o anche proprio di natura sociale in un territorio, gli vengono attribuiti gli arresti domiciliari, ove possibile, fuori dal comune oppure da una certa distanza da dove abitano le vittime. È questo il principio della modifica al codice di procedura penale presentato in municipio a Musile di Piave, evitare quindi che chi si è macchiato di un reato possa vivere accanto, seppur agli arresti domiciliari, alle vittime o ai loro familiari. A Musile è quello che capita ogni giorno, è qui che risiede buona parte dei familiari dei quattro angeli, i quattro ragazzi morti nel luglio 2019 nei pressi di Jesolo, ed è sempre qui che abita anche il giovane che li ha prima speronati in auto per poi darsi alla fuga. Condannato in secondo grado e in attesa della Cassazione, è agli arresti in casa. Romina Ceccato è la mamma Coraggio che da 3 anni si batte per la sicurezza stradale. Noi l'abbiamo qua e vederlo ci fa male e la ferita non si rimargina mai, cioè la ferita non si rimarginerà, ma sul senso metabolizzare che si possa fare qualcosa. Un problema per la famiglia ma anche per la comunità, da qui il sostegno del sindaco al progetto di legge. Lo si vedeva ad esempio in terrazza a fumare piuttosto che conversare con la compagna sempre in terrazza, quindi una situazione che per chi ha subito una cosa del genere, che è la morte di un figlio, è una cosa inaccettabile. Non è facile a livello emozionale trasmettere questa sensazione e quindi è giusto che venga in qualche modo quantomeno evitata la vista di questa persona, e credo che sia importante, importantissima per le famiglie avere questo distacco quantomeno fisico con chi ha causato il dramma. Resta l'altro tema di fondo, quello della sicurezza stradale più in generale, fatto di repressione da un lato, informazione dall'altro. L'importanza della sicurezza, della cintura addirittura, perché ci sono persone adulte che vengono quotidianamente multate perché non indossano la cintura di sicurezza, quindi instillare, diciamo, la cultura della sicurezza sia per se stessi che per gli altri credo che sia un qualcosa che deve partire proprio da piccolini, quindi dalle scuole.